800 anni fa, attraversando il boscoso altipiano della Sila, un carro a buoi portava il calabrese abate Gioacchino, di spirito profetico dotato, lontano dal natio paese di Gerico. Narra la leggenda che San Giovanni Battista era apparso in sogno al monaco veggente e gli aveva indicato gli animali che lo avrebbero guidato nel lungo viaggio fino al luogo destinatogli dal cielo come nuova dimora. Dopo 3 giorni di cammino, infatti, i buoi si rifiutarono di proseguire oltre. Sorse così nel 1189 l'archicenobio di San Giovanni in Fiore. La costruzione della nuova abbadia latina chiuse il periodo di maggior diffusione della Chiesa bizantina in Calabria. Ma come a San Giovanni in Fiore si conservano ancora oggi il cenobio florense e l'arco di pietra fatti costruire dallo stesso abate Gioacchino, in diverse altre località della regione rimangono pure suggestive testimonianze della precedente epoca basiliana. Tale l'abbadia bizantina di Santa Maria presso Tridetti, di cui restano solo le mura perimetrali. I 3 absidi rivolti ad oriente corrispondono ai 3 altari sui quali si svolgeva il rito religioso. L'antico paese di Tridetti però è del tutto scomparso e la chiesa in rovina alle falde della montagna appare solitaria come un eremo abbandonato. Pure isolata dall'abitato, ma per fortuna intatta, è la cattolica di stilo. La pianta dell'edificio è a croce greca. Le sue 5 cupolette sono un caratteristico motivo architettonico come i 3 absidi. La cattolica risale al VI secolo ed è un autentico gioiello dell'architettura bizantina di cui ci mostra compiutamente la perfezione dello stile. Dalla basilica lo sguardo spazia sul paesaggio ampio fino alla costa ionica, concedendo allo spirito una serena sosta di vita contemplativa. Su un paesaggio più forte domina con più largo giro d'orizzonte nella provincia di Catanzaro la cittadella di Santa Severina, che conserva diversi importanti monumenti del periodo bizantino. All'inizio dell'abitato è la chiesa di Santa Filomena che un provvisorio restauro priva ancora della leggiadra bellezza della cupola originaria. Il colonnato circolare lascia intuire l'aerea armonia dello stile compiuto. Disegni ornamentali tipici sono finemente scolpiti sugli archi di pietra delle porte. Il motivo architettonico delle colonne della cupola è ripreso nelle finestre bifore. Santa Filomena è la chiesa basiliana principale, non la sola rimasta nel paese. In tutte si nota qui, come caratteristica comune, la presenza di un solo abside. Monumento particolarmente notevole è il battistero bizantino, unico conservatosi in tutta la regione. L'architettura basiliana ha lasciato così valide testimonianze d'arte a Santa Severina, ma i ricordi più preziosi e importanti dell'epoca bizantina si trovano a Rossano. La piccola basilica di San Marco, gemella della cattolica di stilo, risale all'XI secolo e forse dello stesso periodo è pure la chiesetta di Santa Panaghia. Rossano dette i natali a un grande monaco basiliano, San Nilo, fondatore di numerose badie nella regione e fuori. Famosa quella di Grottaferrata, dove il santo è raffigurato in quest'affresco del Domenichino. Tra le opere del santo ancora vive in Calabria è l'abbadia di Sant'Adriano a San Demetrio Corone, nella quale si celebra tuttora il rito greco. La facciata della chiesa presenta oggi delle contaminazioni di stile dovute a successive ricostruzioni. Originali e interessantissimi sono invece i mosaici interni del pavimento con figure di animali in composizioni di lineare armonia. Presso Rossano si trova pure il più grande monumento della Calabria bizantina, il Patirion. I ruderi imponenti del campanile, del chiostro, delle linee perimetrali del convento testimoniano con muta eloquenza la grandiosità di questo complesso architettonico che sorgeva accanto all'abbadia superstite. Fondato agli inizi del XII secolo,
il Patirion divenne il più celebre monastero basiliano della regione. Le pitture che ricoprivano l'interno di queste chiese sono state cancellate o rovinate dal tempo nel secolare abbandono. Un suggestivo modello rimane nella figura del Cristo nell'abside di San Zaccaria a Kaulonia. Bellissime miniature si trovano nelle pagine del famoso Codex Purpureus, uno dei più rari e preziosi evangelari greci a miniature del VI secolo, che si conserva nel tesoro del Duomo di Rossano. La ricchezza di queste testimonianze bizantine ha fatto attribuire a Rossano la definizione di piccola Ravenna della Calabria. I fogli del Vangelo sono di pergamena purpurea. Sulla porpora delle pagine sono scritte a caratteri di argento e d'oro le parole che insegnano nei secoli la via, la verità, la vita. Nel tesoro del Duomo di Cosenza è conservata la stauroteca, lavoro di oreficeria medievale di grande importanza storico-artistica. Tutte le figurazioni su smalto sono di pura arte bizantina. La tradizione e la storia concordano nel ritenere che la Croce d'Oro sia stata donata da Federico II di Svevia in occasione della consacrazione del Duomo di Cosenza nel 1222. La stauroteca e il codex sono tra le opere più alte di tutti i tempi e di tutte le civiltà. Ai motivi classici dell'arte bizantina si ispirano ancora i disegni dei tessuti artistici di vari paesi della Calabria. Esistono infatti nella regione, per un interessante fenomeno etnico, ben 79 colonie albanesi che conservano dell'Oriente originario il costume, la lingua, la religione. In questi paesi le donne imparano a tessere dalla più tenera età. Vi ripetono anzi per celia che hanno imparato l'arte con il latte materno. Così a San Martino di Finita il tessuto artistico ha conservato di generazione in generazione l'impronta d'origine e i motivi di questa nobile arte popolare presentano il fascino di un canto orientale scritto sulla tela. Tra i motivi più usati figurano antichi temi di religione, di commercio, d'amore, la vite, il calice, la barca, la colomba o motivi ornamentali di pure combinazioni lineari. Arazzi e coperte disposti ai balconi e alle finestre nei giorni di sagra offrono uno spettacolo fastoso caratteristico e sono la cornice incomparabile degli ultimi quadri di un'ancor viva Calabria bizantina.